Cominciamo dal fatto che Fini pone due problemi che dovrebbe porre il PD. Invece poveretto, dico poveretto perché pone il problema della laicità e pone il problema dei migranti. Questi sono i due temi che ha posto Fini. Poi la politica ci mette del suo, chi pensa ma vuol fare il Presidente della Repubblica. Io penso che vuol fare il Presidente della Repubblica. Ecco, bene, cioè ognuno pensa e dice con anche il consenso del centro. Ma è anche legittimo, uno guarderà al suo futuro. Fuori discussione. Ha fatto il Ministro degli Esteri, sì. Ha fatto il Presidente della Camera, quindi può aspirare di più, visto che è anche giovane, o fare il Presidente del Consiglio. O fare il Presidente della... Io lo vedo più Presidente della Repubblica. C'è anche il Papa, voglio dire, come ruolo, però sì, no, il Papa non è facilmente disponibile. Però io lo vedo più come Presidente della Repubblica, perché il Presidente del Consiglio ci vuole un uomo che ha operato nella società italiana. Fini, sinceramente, come tutti, come i Veltroni, come i D'Alema, hanno sempre studiato molto, sanno parlare molto bene, sono molto bravi, ma abbiamo visto cosa vuol dire un imprenditore in questo anno e mezzo. Uno che è andato giù e ha fatto il capomastro in Abruzzo, uno che è andato giù in Campania, uno che interviene in prima persona perché ha una grande conoscenza. E tra la teoria e la pratica, io che vengo dal lavoro, da quello duro, da quello difficile, da quello che, come dicono gli americani, gli uomini che si sono fatti da solo, so cosa vuol dire. Chi invece, per fortuna loro, ha sempre studiato politica, è un'altra cosa, perciò lo vedrei meglio come Presidente della Repubblica. Però torno al problema vero che ha il Paese. Ha ragione Fini quando dice una cosa, dice all'interno del partito serve un certo dibattito, serve un ragionamento continuo per tenere non un governo bravissimo a dettare la linea politica attraverso azioni, ma una linea politica, una visione, una strategia che poi il governo attua. Noi riusciamo a mettere insieme governo e su questo ha ragione, però poi lui pone due problemi, i migranti e la laicità. Dovrebbe porli l'opposizione questi due problemi, ma siccome non c'è più l'opposizione li pone Fini. Io dico sui migranti, caro Fini, attenzione, quando lui dice un clandestino e uno non clandestino sono due esseri umani, beh caro Fini non scopri l'acqua calda, ma caro Fini se noi potessimo prendere i 300 milioni su 450 milioni di africani che non vivono quel benessere che viviamo noi, ci saremo, ma non è così, lo sa il mondo, lo sappiamo noi. Allora noi vediamo di fare la nostra parte non vuol dire contribuire a un mercato di schiavi perché noi abbiamo le porte aperte, vuol dire mandare dei messaggi precisi, le badanti e le colf, non abbiamo fatto una sanatoria, abbiamo sanato un sistema utile al Paese. E questo è un modo serio di fare politica. Abbiamo dato la responsabilità al cittadino italiano che se lui dice questa è una mia badante e poi la troviamo a fare la prostituta, colpiamo più l'italiano che la prostituta. Cioè facciamo le cose per bene. Il messaggio che abbiamo mandato in tutta l'Africa è che qui non ci sono più le porte aperte, perciò gli stessi mercanti di schiavi non possono più agire in quel mercato odioso che è la tratta delle persone. Perciò su Fini dico, hai posto il problema, secondo me lo doveva porre l'opposizione che non c'è, il PD, però non lo posso condividere con te. Secondo problema che lui pone con forza, la laicità dello Stato. Su questo c'è una discussione che non lasciamo perdere i cattolici da una parte perché quei pochi oltranzisti non ci interessano, ma io dico, la Costituzione, che tutti la citano, i primi articoli della Costituzione dice che la Repubblica fa gli ospedali per curare, la Repubblica fa le scuole per istruire, la Repubblica. Nessun articolo. Poi l'articolo 13 dice le libertà individuali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche sul testamento biologico, che possiamo essere d'accordo che dobbiamo ragionare su questo termine, ma mai la Repubblica può costruire un ospedale per uccidere, una scuola per non insegnare. Casomai le libertà individuali, basta andare in ospedale e firmare, si torna a casa e tornando a casa della propria vita. Faccio un esempio. C'è un omicidio che non è perseguibile per legge. Io la sto ascoltando, ma in realtà Fini dice serve una svolta, cioè non è che sta parlando di due aspetti. Ma qual è la svolta? Quella dell'organizzazione del partito? Il Presidente della Camera stilicide contro di me,
E poi dice però, non dico che è tutto da cambiare, manca la democrazia interna, insomma. Ma va bene, sul partito, lui c'è. Serve più democrazia. C'è col 30%, sono d'accordo anch'io, dica che si vota il segretario regionale e si vota anche il segretario nazionale, come i vecchi partiti. Che io posso essere d'accordo con lui, io voto per Berlusconi, il segretario nazionale non c'è problema. Però non dica... Voi non ce l'avete il segretario nazionale e neanche quello regionale. Come no? Abbiamo un presidente che si chiama Berlusconi. Ma no, è un presidente che si chiama Berlusconi che nomina dei coordinatori che hanno un ruolo... È un coordinatore insieme a Verdini. Bondi dice sbaglia dalla A alla Z. Ma allora, capiamoci, Bondi dice va bene così. È amico suo Sandro Bondi, sì, no? Certo. Non condivide sue critiche al governo. No, le critica al governo, mi deve spiegare Fini dove deve criticare il governo. Fini, perché qui non dice in modo generico, generalista, qua serve una svolta, è presente la discontinuità. E quando a Follini e a Casini gli chiedevamo cosa vuol dire la discontinuità, uccidere Berlusconi, beh, se vuol dire questo noi non siamo d'accordo. E non sono d'accordo nemmeno gli italiani, caro Casini, che tu prendi il 3% e Berlusconi prende il 30%. Cioè, ci dobbiamo capire però su questo. Perché... Allora io dico a Fini, benissimo, hai posto due problemi. Su uno ti ho risposto che sono i migranti, sull'altro. Vorrei dire a Fini un'altra cosa importante: in Italia esiste un omicidio che non è perseguibile, che si chiama suicidio o tentato suicidio. Al momento che uno tenta il suicidio, uccide qualcuno, cioè se stesso, e non è perseguibile. Grande la nostra Costituzione nella prima parte. Nella seconda, secondo me, andrebbe cambiata tutta, che è l'organizzazione dello Stato, che andrebbe cambiata ogni 10 anni con la velocità che oggi si fa. Ma la prima parte, ci sono questi punti dove la Repubblica garantisce, dove l'articolo 13 dice le libertà individuali, perciò vuoi morire, vai a casa tua. Là in Glaro, se suo padre se la portava a casa e staccava tutto, nessuno gli diceva niente. Il problema è che suo padre, da buon radicale, voleva dire facciamo il primo atto verso l'eutanasia. Se fermo la casa, l'omicidio. No,